Buongiorno, oggi siamo alla Barchessa La Torre in comune di Tribano in provincia di Padova. La Barchessa è posta nell'estrema parte meridionale del territorio del comune di Tribano, sulla strada che dall'abitato di San Luca porta alla località Taglio di Anguillara Veneta, lungo l'antico argine conselvano, a ridosso della fossa monselesana. La strada sopraelevata sull'argine conselvano fu fino al XVIII secolo l'unico percorso che dal Padovano portava al Passo, luogo di traghetto, sull'Adige e a Rovigo. La grande barchessa, chiamata La Torre, fu edificata quasi sicuramente dove sorgeva la medievale torre carrarese del Gorzon, a difesa dei possedimenti padovani lungo l'Adige. La costruzione può essere datata ai primi anni del XVIII secolo ed è rimarchevole per la sua imponenza, con 9 occhi di portico intervallati da lesene che salgono verso la parte destinata a granaio, dove troviamo un'apertura ovale in corrispondenza di ogni chiave di volta dell'arcata. Sulla destra e alla sinistra del porticato la struttura si allunga in strutture di servizio. Sul davanti, a mezzogiorno, si estende un vasto cortile. Il rustico nasce isolato, cioè senza villa padronale in prossimità, in quella che doveva essere una grande possessione di recente bonifica e a servizio esclusivo di questa, con granaio, depositi e abitazioni per i responsabili della tenuta. Nel catasto austriaco del 1845 la barchessa viene individuata con un vicino piccolo stagno e risulta appartenere a Pietro Scapin, un ricco proprietario terriero originario di Bagnoli di Sopra, ma residente a Padova, con molte proprietà immobiliari nella zona e costruttore della neogotica Villa Scapin, ora Villa Draghi a Montegrotto Terme. Le costruzioni di servizio che si allungano dall'edificio alla sinistra dell'Aia risalgono invece alla prima metà del XIX secolo, perché nel rilievo mappale del 1810 non c'erano. La barchessa ha nel sottoportico anche delle abitazioni sviluppate in un piano terra e un primo piano, forse già previste nella fase costruttiva. Fino all'acquisto dell'edificio nel 1962 da parte della famiglia Meneghesso, in questi spazi abitativi erano presenti vari nuclei familiari. Sul soffitto del portico a travature, ben conservato, si intravedono delle piccole aperture quadrate per far discendere, con un eventuale condotto in legno, le granaglie dal granaio ai carri da trasporto. Da gentile proprietaria ci conduce poi a visitare il grande locale sviluppato nel sottotetto per quasi tutta la lunghezza della barchessa. Il granaio, con pavimento in legno, risulta arieggiato con oculi ovali. Anche in questo caso la manutenzione di una tale pregevole costruzione, caratterizzante il territorio, non dovrebbe essere lasciata totalmente a carico del proprietario,
e l'ente pubblico potrebbe intervenire con esenzioni fiscali.